Amici di Wisport, un cordiale saluto e ben trovati al comunale Bucolo di Santa Teresa. È stato un mercoledì di Coppa Sicilia per Agron Savoca e Caggi, attese dal ritorno del primo turno dopo il 3-3 della gara d'andata. Protagoniste nel campionato di prima categoria nel girone E messinese, le due compagini occupano rispettivamente il primo posto, parliamo dei Caggi, e il terzo, parliamo dell'Agron Savoca di mister Ruggeri, che oggi schiera Panarello, Buongiorno, Tamà, Alessio, Santisi, Vasta, Alberto Smiroldo, Principato, Saglimbeni, Conate. Risponde il Caggi con Rando, Spadaro, Mazza, Dallura, Vaccaro, Cipolla, Ingino, Cantarella, Riccina, Iervolino, Lo Iagono. Arbitra la partita il signor Cristias Mario di Catania. Partiamo col film del primo tempo. 15 minuti di grande equilibrio, poi Principato su rimessa laterale, si ritrova il pallone in area, prova a girarsi, sfiora per centimetri il gol, l'azione prosegue sull'altro versante. Conate impegna così Rando, sarà una delle sfide nella sfida di questo match. 22esimo, ancora una volta Conate pericoloso, riceve il pallone, finta di andare sull'esterno, rientra verso il campo con l'esterno destro stavolta, cerca il pallone che sfiora il palo. Al 22esimo Conate sfonda insieme a Saglimbeni sulla sinistra, riceve il pallone, il numero 11 salta l'avversario, prova sul primo palo, Rando chiude lo specchio della porta. Al 29esimo prima chance in ripartenza da parte del Caggi sulla sinistra, il pallone ce l'ha Vaccaro che crossa sul secondo palo, arriva Riccina all'appuntamento col gol, ennesima perla di questa stagione per l'Ele Riccina, volo d'angelo a chiudere, un contropiede perfetto per mister Camarda. Rivediamo che spettacolo, è avanti il Caggi dopo 29 minuti di gioco, dopo una prima parte di gara di grande marca. Agron Savoca ci riprova la compagine di mister Ruggeri, colpo di testa di Saglimbeni sventato da Rando, ma sulla sinistra stroffe maledettamente la formazione di casa, ancora un'imbucata per Riccina, stavolta steso dall'uscita di Panarello, conseguente calcio di rigore per il direttore di gara e solo cartellino giallo tra le proteste. Cantarella dagli 11 metri, Cantarella spiazza il portiere e il gol dello 0-2. Il Caggi vede, o quantomeno ipoteca, la qualificazione in questi primi 33 minuti. Poi guardate quello che succede al 37esimo, questo rinvio del pallone nettamente fuori innesca il contropiede da parte della formazione padrone di casa, con Principato che si gira al suo fianco a Smiroldo, lo serve l'ex Ionica, va col piattone, stavolta Rando ci mette soltanto un tocco ma non basta. 1-2, riapre la partita l'Agron Savoca e adesso ci crede, vuole anche il 2-2, ancora Smiroldo riesce a penetrare, Rando respinge il pallone su Principato, secondo tocco della difesa delle Caggi che risulta provvidenziale, un gol a dividere le due squadre, punizione di Riccina che inventa per Iervolino, la sfera finisce fuori ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco, punizione che batte veloce dall'altra parte anche l'Agron Savoca con Puglisi che apre per Conate, il pallone viene respinto dal portiere Rando. È così che si chiude una prima frazione ricca di episodi, ricca di emozioni. 1-2 tra Agron Savoca e Caggi, ancora tutto aperto in chiave qualificazione, ricordiamo 3-3 nella gara d'andata. Passiamo al film della ripresa. Al 45esimo subito proteste, stavolta per l'Agron Savoca per un possibile colpo di mano di Mazza per il direttore di gara, il tocco c'è ma è al limite dell'area di rigore. 51esimo la grande sciabolata dalla difesa a servire Cantarella, elegante lo stop del 10, mette giù ma c'è la bella chiusura di Vasta. Ritmi confermati anche in questo secondo tempo, si va veloci al comunale Bucolo. 52esimo Califa si fa rispettare dal punto di vista fisico, scarta due avversari, allarga per Saglimbeni che la stoppa, Saglimbeni vede lo spazio per il destro, quello del 2-2, ha pareggiato l'Agron Savoca dopo aver subito due reti dalla Caggi. La formazione di mister Ruggeri ritrova la parità e in questo momento ritrova la qualificazione al secondo turno. Saglimbeni sempre pericoloso, qui sfrutta il lavoro di Vasta, riceve spalla alla porta, si gira in un fazzoletto, sfiora il palo. Al 59esimo tocca a Franco e a Varrica, fuori Iervolino e Spadaro. 61esimo proprio Varrica, il bomber di questa stagione della Caggi, prova su calcio di punizione, dopo appena 2 minuti dal suo ingresso in campo riesce Panarello a sventare. 65esimo finisce la partita di Cipolla dentro Chirillo. 68esimo Costanzo per Riccina
poi Konate apre il gioco a destra dove c'è Puglisi tutto solo, decide di inventarsi questo destro che per poco non beffa il portiere random. All'81esimo sono furenti le proteste del Caggi perché già ammonito Panarello si becca il secondo giallo dal signor Smario, che poi però cambia idea, lo rivediamo a rallenti. Prima la sanzione nettamente nei confronti dell'estremo difensore, poi il cambio di decisione ed incredibilmente il giallo se lo becca Vasta. Sarebbe rimasta in 10 uomini l'Agron Savoca per 9 minuti. Ennesimo episodio di una partita sicuramente complicata per il signor Smario di Catania. Attacca l'Agron Savoca, punizione di Puglisi sulla testa di Konate che sfiora il gol del 3-2, lo sfiora il gol nel finale anche il Caggi, cross dalla destra, non ci arriva nessuno, non arriva sul secondo palo Varrica ancora protagonista al minuto 87 perché qui dalla destra prova a mettere il pallone all'indietro, c'è una prima conclusione deviata, ancora Varrica, colpo di testa che finisce fuori, finisce così anche la partita. Al comunale Bugolo di Santa Teresa termina 2-2 tra Agron Savoca e Caggi e in virtù del 3-3 della gara d'andata chi va al secondo turno è la compagine di mister Giovanni Ruggeri. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.